Intensa, improvvisa, inaspettata, la grandinata che ha interessato il Vicentino, che dalla Riviera Berica ha colpito soprattutto i comuni di Brendola e Orgiano intorno alle 12, fenomeno che ha interessato anche il tratto vicentino della 4 tra Montebello e Montecchio Maggiore, causando rallentamenti al traffico. Tante le foto e i video che si sono moltiplicati sui canali social dedicati alle segnalazioni sul maltempo per questo fenomeno, una via di mezzo tra grandine e neve, gocce d'acqua gelata che una volta a terra hanno ricoperto strade e il paesaggio imbiancandoli. Questo fenomeno si è verificato dall'area del municipio fino a Via Orla, quindi in un raggio di circa 2 chilometri di raggio, in cui a terra sono scesi praticamente 10 centimetri di ghiaccio. Sembrava fosse dicembre, con un freddo abbastanza pungente. È un fenomeno che non abbiamo mai visto e che ci ha anche un po' preoccupato. Non sono stati segnalati interventi da parte dei vigili del fuoco né danni a persone o auto, da valutare invece saranno quelli alle colture, in particolare quelli legati agli alberi in fiore. Sicuramente danni all'agricoltura ce ne sono stati, perché giustamente le piante sono adesso in ripresa vegetativa. Per quanto riguarda auto, case e quant'altro, non ho avuto a ora, contezza di danni particolari.